L'incontro che si è svolto oggi ha portato a far emergere alcuni suggerimenti da parte dei due gruppi distinti questa volta, in parte un gruppo in cui si trattavano gli argomenti relativi al bilancio di previsione, ai tagli, al fondo sperimentale di riequilibrio in seguito al decreto Salva Italia, e dall'altra parte dei suggerimenti relativi al nuovo avvio sperimentale dell'imposta municipale all'IMU. I suggerimenti a grandi linee sono stati quelli di dare la possibilità agli enti locali di modificare le aliquote in seguito a giugno, insomma, ai primi versamenti dell'imposta, e quindi di poter riassestare i propri bilanci entro settembre. Il fatto di poter avere una certezza forse un po' prima nei tagli dei trasferimenti, e per quanto riguarda il nodo del patto di stabilità, avere la possibilità da una parte o di utilizzare l'avanzo di amministrazione per creare investimenti, o dall'altra parte anche per far riavviare l'economia, insomma, perché si diceva che comunque gli investimenti, le infrastrutture creano ricchezza e possono far incidere in qualche modo nella crescita dei consumi. Dall'altra parte, se no, esentare una parte dei trasferimenti erariali, dei residui passivi nel calcolo del patto di stabilità. I suggerimenti che sono emersi invece nel tavolo relativo ai tributi, essenzialmente relativi all'IMU, sono stati quelli di avere una chiarezza, insomma, in uno dei decreti che dovrebbe essere in corso di conversione, o quello delle semplificazioni tributarie o qualche altro, dell'esenzione degli immobili degli enti locali, avere qualche chiarezza sui fabbricati rurali, ma non devo mica parlare